qualsiasi cosa avvenga a Venezia ha un riverbero a livello internazionale elevatissimo, per cui non possiamo che mantenere un'attenzione straordinaria. Così il prefetto d'Arcopellos sulle misure di sicurezza straordinarie dice adottate in città per il matrimonio più chiacchierato del 2025 a Venezia, quello del sì tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con i 250 ospiti tra feste, eventi, party e lusso sfrenato nelle 5 giornate di festeggiamenti previsti fino a domenica 29 giugno. Si tratta di una Venezia serena e sicura. Serenità e sicurezza vuol dire sì, mantenere elevato il livello di attenzione da parte di tutte le forze di polizia, soprattutto in relazione al contesto internazionale, alcune manifestazioni di dissenso legittime che si svolgeranno e sulle quali verranno concentrate le forze dell'ordine. E se il sindaco Luigi Brugnaro spegne e smorza ogni polemica anche riguardo all'informativa chiesta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi da Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle sul perché la città di Venezia diventi di fatto praticamente off limits per gli stessi residenti viste le misure di sicurezza previste, lui, il sindaco, pensa di andare a salutare il miliardario Bezos al suo arrivo con la sua, si fa per dire, barca da 30 metri di lunghezza e che può ospitare fino a 20 persone. Il perché è presto detto. E lei è stata invitata alle nozze? È stata invitata alle nozze naturalmente, sindaco? Ciao tesoro. Ciao. Vado. Ciao ragazzi. No, non ho chiesto di essere invitato.